Queste sono le considerazioni che volevo sottoporti, adesso naturalmente a voi le domande. Sì, io avrei voluto farle una domanda, io sono Susi Ronchi, Rai Regione, alla quale lei ha già risposto, però gliela vorrei porre lo stesso per io rispondermi. Ecco, cioè perché appunto lei, ultimo segretario dei DS, appoggia Franceschini, che è stato segretario sì del PD, però insomma legato alla sua storia di ex popolare. Esattamente per la ragione che ho detto, perché se tutti di esse, se scatta il riflesso condizionato, per cui tutti di esse pensano che devono votare un segretario che viene dalla loro storia, e tutti quelli che vengono dai popolari della Margherita pensano che possono votare un segretario soltanto che venga dalla loro storia, noi buttiamo al vento questi anni di lavoro, noi vanifichiamo la ragione stessa per cui è nato il PD, che è quella di andare, di diffondere, unire le diverse esperienze del riformismo italiano in un unico grande partito, andando oltre le storie e le appartenenze di ciascuno di noi. E quindi noi torneremo a separare quello che abbiamo unito, invece dobbiamo proseguire nella strada di unire e diffondere, anche perché quel vastissimo consenso elettorale che noi abbiamo raccolto e che in 4 elezioni, 3 volte con l'Ulivo e una volta col Partito Democratico, ci ha dimostrato di raccogliere almeno un terzo dei consensi del Paese tra il 2004 e il 2006, perché le 4 mi preso sempre tra il 31 e il 33%. E beh, quel consenso così largo lo raccoglie un partito che si presenti con un profilo largo, non è che qualsiasi PD prende il 33%. Prende il 33% quel PD che parla a una società larga perché si presenta con un profilo largo. Chiaro? E quindi mantenere quel profilo largo e aperto, che è la cifra di identità del Partito Democratico, è la condizione anche per parlare a una società vasta, essere nelle condizioni quindi di raccogliere un consenso elettorale che ci consenta di contendere per Berlusconi la guida del Paese. Posso fare una domanda regionale? Sì, certo. Insomma, i numeri qui in Consiglio regionale sono molto deboli per la minoranza, perché su 80 consiglieri abbiamo 57 del centrodestra e Anche perché c'è una legge con premio di maggioranza. Del centro-sinistra. Insomma, secondo lei in che modo il centro-sinistra, quindi l'opposizione, può fare una vera, forte, dura opposizione, quindi mettere in campo un'azione incisiva pur con questi numeri che non vanno a suo vantaggio davanti ai progetti Berlusconi? I numeri, ovviamente i numeri non si cambiano se non attraverso altre elezioni. Pare evidente che non si possa credere di avere nuove elezioni regionali in un tempo breve. E politiche? E quindi il ruolo dell'opposizione deve esercitarsi in 2 modi. In primo luogo sul terreno progettuale e programmatico, essendo capace, pur con numeri sfavorevoli, di avanzare proposte che incalzino il centrodestra, lo obblighino a un confronto e lo sollecitino a misurarsi quei problemi più di quanto non sia qui capace di fare. In secondo luogo, costruendo con la società sarda i suoi multiformi interessi, quel confronto, quella interlocuzione, quel rapporto sulle proposte che possa raccogliere un consenso sociale largo attorno alle nostre proposte e per questa via quindi rendere più forte anche l'opposizione in parte. Quindi uscire dal Consiglio, allargarsi alla società, al territorio, con un confronto coinvolgendo la gente, il territorio. Però qui abbiamo un'agenzia, ANSA, che di ieri pare che appunto adesso dopo i primi congressi la mozione Franceschini è sotto quella Bersani. Ma questo non vuol dire nulla, intanto perché il momento di selezione di scelta del segretario sono le primarie, non sono i congressi quali servono a selezionare chi va alle primarie. In secondo luogo io inviterei, oltre alle percentuali, a guardare le cifre assolute, perché le cifre assolute dimostrano che le differenze tra i candidati sono molto contenute e quindi del tutto recuperabili con il voto delle primarie, che vedranno una partecipazione certamente quantitativamente molto più grande di quella del congresso. Questi sono elementi importanti, sono un'indicazione, servono soprattutto al confronto tra le piattaforme politiche
servono a selezionare chi deve andare alle primarie. Tra l'altro in Sardegna questo è tanto più importante perché i nostri regolamenti prevedono che le primarie va un massimo di 3 candidati, qui in Regione ce ne sono 4, quindi non è un esercizio accademico. E poi però il momento della decisione saranno alle primarie.